Fare impresa a Treviso costa meno, il capoluogo della marca è l'oasi fiscale del Veneto. Dalla Tale c'è l'addizionale IRPEF, dall'IMU alla tassa sull'acqua. Treviso batte tutti i capoluoghi della regione e si piazza in testa alla classifica come città con maggiore attrattiva fiscale. Un punto di riferimento per le aziende artigiane venete che potrebbero decidere di scegliere il capoluogo trevigiano per fare impresa. È proprio a Treviso che troviamo la minore tassa sui rifiuti, meno di 2 euro a metro quadrato, la minore aliquota addizionale IRPEF e la più conveniente tariffa sulle fognature, un dato non indifferente per le imprese artigiane. Per quanto riguarda l'IMU, invece, i comuni con più attrattiva sono Belluno e Vicenza, Treviso è solo terza. Si potrebbe dire che chi vuole delocalizzare trova negli spazi di Treviso i minori costi per mettere in piedi una propria azienda. Al secondo posto della classifica generale indicata dallo studio della Confartigianato Veneto troviamo Verona, al terzo posto Vicenza, maglia nera invece per Padova. Il gruppo dei 7 comuni capoluogo è rappresentativo del 21% del totale delle imprese venete. Le amministrazioni comunali sono state lungimiranti e hanno tenuto molto in considerazione quello che potrebbe essere lo sviluppo delle attività economiche, rendendole appetibili. Al centro dello studio la competitività tra i singoli territori che cerca di tracciare un nuovo confine utile per chi deve programmare nuove decisioni di politica economica e fiscale. Treviso è uno stimolo per tutte le amministrazioni comunali del Veneto per dire: se volete cominciare ad avere l'occupazione nel vostro territorio, comportatevi o migliorate quello che ha fatto Treviso.